A Udine saltano tantissime, ma tantissime corse nelle fasce anche di maggiore affluenza. Se gli udinesi utilizzano maggiormente le auto non è perché hanno il lato B pesante, ma perché non c'è una parità tra i mezzi a disposizione. Basti pensare alle linee bus che sono vecchie come me, voglio dire, hanno la mia stessa età e forse vanno anche riviste. Quindi a volte noi udinesi prendiamo l'auto perché non abbiamo altri sistemi competitivi come l'auto in termini di velocità. Piuttosto che dire che il trasporto pubblico è obsoleto, io mi concentrerei invece su un altro aspetto, perché è qualcosa che ormai denunciamo da mesi, anzi direi anche di più, l'abbiamo anche sottoposto all'attenzione dell'assessore Ammirante, ovvero le corse che saltano, perché siamo arrivati a dei numeri veramente altissimi e quindi tante volte io stessa mi sono trovata nella condizione di dover andare ad un appuntamento e dirmi preferisco andare in macchina piuttosto che con l'autobus, col rischio che l'autobus non passi. Quindi sicuramente il tema del trasporto pubblico è un tema importantissimo, un tema che va risolto, perché se vogliamo disincentivare i cittadini affinché si muovano appunto con il nostro trasporto, questo trasporto deve essere efficiente. In questo momento non lo è e questo è sotto gli occhi di tutti, perché abbiamo voluto fare una sperimentazione nostra e quindi contare quelle che erano le corse alle varie fermate. È emerso che a Udine saltano tantissime, ma tantissime corse nelle fasce anche di maggiore affluenza. Questi sono sicuramente temi da affrontare che risolti possono comunque spingere ad una maggiore vivibilità della nostra città e soprattutto ad una maggiore mobilità sostenibile.